Molte volte avrete letto sopra i giornali annunci economici di questo tipo. Guadagnerete presto e bene dipingendo miniature o allevando nel bagno di casa vostra cincillà. Allo chiamavo veggio il dretto, era proprio adesso là, con l'enlevamento di pito che alla via trova, nastra. Era nato in borgata Reggio Parco, fin da piccolo alla via travagliando, alla via la mania del risparmio, per non spendere grattava fin anca. E per questo suo vizio maledetto era noto alle questure d'ogni dove, era ospite ogni tanto delle nuove. Ma l'erandrito stima e rispetta, allo chiamavo veggio il dritto, era proprio adesso là, con l'enlevamento di pito che alla via trova, nastra. Un bel dì notò quell'inserzione, per far grano allevate cincillà. Vide chiaro nella speculazione e allevatore divenne là per là. Coi risparmi di una vita di grattaggio comperò di cincillà 300 uova, istruzioni gradi 30 per la cova, ed in maggio schiuderanno i cincillà. Allo chiamavo veggio il tretto, era proprio adesso là, con un allevamento di pito che alla via trova, nastra. Al dischiudersi dell'ova in quel di maggio, alle vedesse saute fuori a Tarzan Pitu, ma l'erandrito e non si perse di coraggio, e di Pitu allevatore diventò. Ora il Vigiu è diventato un gran signore, vende il Pitu ai supermercati della città, ma un assillo gli è rimasto in fondo al cuore. Ma porca loca, ma come le fai, tan cincillà? Allo chiamavo veggio il tretto, era proprio adesso là, con l'enlevamento di pito che alla via trova nastra. Allo chiamavo veggio il tretto, era proprio adesso là, con